Torino, Celta di Vigo, Valencia. Allora, Fioi, qualcuno ha scritto del mercato. Cioè, io sono partito con 80 milioni di euro e poi ho fatto tante cessioni che ho superato i 100 milioni. Quindi, ragazzi, con questi soldi puoi farti assolutamente la squadra che mi sono fatto. Cioè, alla fine quello che ho fatto di più è Agüero, ma gli altri non sono costati troppo, troppo, troppo. Cioè, capito, ragazzi? Cioè, anche non so perché neanche come ci sono i trucchi per comprare giocatori. Anzi, se mi mandate un messaggio con scritto come si fa, ditemelo subito che lo faccio perché cioè, non ho mai trovato trucchi per FIFA, onestamente. Vabbè, sta diluviando a Vigo. E ragazzi, una cosa, ecco, se volete farmi questo favore, cioè, io non riesco a capire come si fa a mettere la mod per la Serie B italiana ufficiale. Come cazzo si fa? Purtroppo io sono un esperto, diciamo che io mi appassionano molto a mettere le mod, tutti i giochi che ho per PC quasi tutti sono moddati. Però FIFA è l'unico che non riesco e non capisco il perché. Se potete aiutarmi, fate un grosso favore. Vai. E il Kun. Bravissimo Kun. Il Kun vede Iscus. Vai Isco. Tiro fiappo. Tiro molto fiappo di Isco. Dai raga, su. E il Kun. Siamo partiti bene però, vai Kun, vai Kun, vai Kun. Carles del cool. Dai che roba nostra. Occhio. Attenzione a Vas. No, ma che rigore è. Incredibile. Fallo di mano in area, incredibile. Ti prego Alves. Yes! Grande Alves. Grandissimo Alves. E vai di contropiede. E vai di contropiede. Niente da fare. Vai, vai Kun. Vai Kun. Grandissimo Kun. E c'è il gol di Aguero, pazzesco! Rigore esperto del Vigo, gol del Valencia. Grandi raga. Grandi raga, dai il Valencia. Buono, buono. Ammonito chi? Vabbè, Aguero, ma che Aguero. È anche uscito Aguero. Grandissimo Paco. Grandissimo Paco, vede Negredo appena entrato. Vai Negro, vai Squalo. Lo Squalo. Cosa mi ha parato? Vai Raki. Cosa mi sono mangiato? Speriamo di non pagarla. Speriamo di non pagarla. Bravo Fegulè. Rakitic. Giocatore importantissimo per la mia squadra, Rakitic. 88esimo. Adesso parcheggiamo il bus. Parcheggiamo il bus. Merda. 10 tiri a 8, partita molto equilibrata, molto bella. Vai Fego. Il Fego quando entra gioca sempre bene. Peccato. Occhio. Bravissimo Negredo. Negredo prova il tiro impossibile. Fuori, vabbè, almeno perdiamo tempo. Finisce qua ragazzi, raga, Valencia-Malaga, gran risultato. Sono stato molto soddisfatto della vittoria col Celta Vigo perché anche l'1-0 così, due partite che non prendo gol, la squadra si sta refando e godo. Vai. Ancora pioggia ragazzi, perturbazione mondiale in Spagna, Perturbazione eterna. E piove anche tanto, piove più che a Vigo, cazzo. Ma vaffanculo. Gol del Malaga. Sto giocando veramente male, Partita veramente orribile. O ci svegliamo o ci svegliamo. Brutta brutta partita in casa. Cioè, è incredibile Malaga. Incredibile.
Perdo una partita pesante in casa che non ci sta per niente. Dio santo. Era più giusto il pareggio. 2-0, incredibile. Che schifo, che schifo. Se devo andare in Champions con la Lazio voglio riscattarmi subito. Andiamo a vedere la classifica. Male. Molto male, Beppe, molto male. Vediamo la classifica. Main Champions siamo terzi. Tabelloni. Liga BVA siamo sesti a 16 punti. Beh dai, alla fine bene del Deportivo. Siamo tutti là, bellissimo, campionato meraviglioso. Vai raga, Champions League. Questa bisogna vincerla, perché se la Lazio vince scappa via. Vai. Dai ragazzi. Siamo in casa, finalmente non piove. Fallo. Niente. Gol, ma va a cagare. Gol di Felipe Anderson, vabbè. Non è possibile, sempre rinvii di merda. Dei portieri, pazzesco. Aia. 2-0 Lazio. Basta, con questa sconfitta così rischiamo di uscire dalla Champions, non ho parole, non ho parole, non ho parole. Non ho proprio parole. Madonna, ma che male che giochiamo. Mamma mia. Ah, guarda, le regalo anche. 3-0. Niente, proprio non ci siamo. Sto incazzando abbastanza. Dai. Niente. Vara, Marchetti. Vai con almeno un golletto della bandiera, anche per differenza reti. Troppe bombe sto prendendo. Isco. Fuori. Mamma mia che disastro. Che disastro, un cume molto triste. Soprattutto perché non riesco a prendere, c'è un momento che proprio il computer ti fa girare palla, tutti sono il Barcellona, sembrano. Cioè, sembra un po' eccessivo, ecco. Ci sono poi faccio ste cagate. Mamma mia. Dai, cazzo, almeno un gol lo devo fare. Per il mio pubblico, cavolo. Niente, te le prendono tutte. Puoi far girare palla, puoi andare di scatto, in qualsiasi modo te la prendono. Ultra offensiva. Pressing. Tanto non la prendi, cioè guarda che no, però ragazzi, cioè, datemi ragione che sbagliano. Vabbè, ma io sono un cretino che mi nervosisco, però sbagliano un passaggio su 1000 passaggi, cioè, dai. Uno su 1000 ce la fa. Io non so cosa fare, sono sincero ragazzi, sono in crisi perché in qualsiasi modo me la fregano. E vaffanculo questo è gol. Grande Fegu. No, che ha segnato? Il Bacca. Bravo Bacca. Finalmente un gol. Solo che manca poco. Ma se sono... Oh, dai che anche loro cominciano a sbagliare. Dai che hanno paura forse. Bravo Bacca. Bravo Bacca, bravo. Vai Kun. Niente, oh. Il Kun non ha mai superato l'uomo una volta. Incredibile. Guarda che Andrea, guardalo, guardalo.
Dai, veloce. Ha fatto tutto di corsa e sbaglia anche i passaggi. Vai, Fego. Vai, Fego. Ma che tiro è? Niente, il Bacca ha provato. Il Bacca comunque ha giocato bene. Bacca devo dargli fiducia perché... No, dai, però. Ecco. Non era là che volevo passarla, grazie. Te la fare, Niente da fare. 86esimo, non riesco a fare 2 gol neanche. Ah, sì, ma perché sbaglia l'appoggio così? Dai. Va bene. Stai calmo come perché sennò bestemmio in filippino. Antico anche, neanche quello moderno. Back. Vai, Aguero, vai. Ma va a cagare. Fottiti, Aguero. Prego. Niente, oh. Fa quello che vuole la Lazio. Ma no, puoi avere anche Gesù Cristo in campo, non gliela freghi. Dai, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!